In particolare, nell'ambito della scuola dell'infanzia, il logopedista ha il ruolo di valutare il livello della competenza linguistica, i prerequisiti dell'apprendimento scolastico, ma anche individuare i bambini a rischio di disturbi del linguaggio, in modo tale da pianificare un intervento riabilitativo tempestivo, specifico e mirato. I bambini sono predisposti fin dalla nascita ad apprendere il linguaggio, grazie ai sistemi percettivi dei quali sono dotati, ma soprattutto grazie allo sviluppo dell'emisfero cerebrale sinistro, sede del linguaggio, già dalla 34esima settimana di gestazione. In particolare, nello sviluppo tipico del bambino, fondamentale è l'acquisizione di prerequisiti del linguaggio. Per prerequisiti si intendono abilità cognitive di base fondamentali per il successivo sviluppo delle abilità di lettura, scrittura, calcolo e comprensione del testo. Utilizzare la musica in questa fascia d'età è fondamentale perché consente di sviluppare le abilità percettive, la memorizzazione, la discriminazione, ma anche lo sviluppo cognitivo. Infatti, utilizzare le canzoncine consente ai bambini di accrescere le proprie conoscenze linguistiche, di apprendere i nomi degli oggetti, le parti del corpo e i mesi dell'anno. Quindi il progetto Che Bella Giornata è nato sulla base di segnalazioni da parte di genitori e insegnanti di bambini parlatori tardivi. Infatti hanno riscontrato difficoltà nell'ambito scolastico, la cui causa è dovuta alla mancata acquisizione dei prerequisiti scolastici prima citati, sia linguistici che comunicativi. Da qui appunto l'idea dell'organizzazione di un laboratorio logopedico musicale. Il laboratorio si è svolto nella scuola dell'infanzia dell'Istituto Filippo Smaldone in una classe di bambini di 3-5 anni, con la presenza di due logopediste, due maestri e un musicoterapista. Sono state utilizzate il materiale di Advanced Bionics utilizzato nei bambini acustici, ma qui sperimentato nei bambini normoacustici con canzoncine di routine quotidiana, oggetti e materiale didattico strutturato per ogni routine presa in esame. Gli obiettivi del progetto sono stati il potenziamento delle abilità comunicative e linguistiche, il potenziamento dei prerequisiti scolastici, ma soprattutto la finalità principale ha avuto il ruolo di prevenzione nell'individuare i bambini precocemente con disturbi del linguaggio, in modo tale da ridurre tali difficoltà e intervenire tramite un intervento riabilitativo da parte del logopedista. Il progetto è stato inizialmente presentato ai genitori, dando loro un questionario anonimo di 30 domande inerente all'interazione musica-linguaggio. In una prima fase il progetto è stato inizialmente presentato ai bambini, quindi dando loro quindi, la presentazione della canzoncina sulla routine quotidiana, in particolare con l'analisi lessicale delle paroline contenute in esse. Successivamente, nella settimana successiva, è stato organizzato un laboratorio logopedico didattico, in modo tale da avere un'esperienza diretta sull'argomento della canzoncina presa in esame, con la presenza di logopediste e maestre. Al termine del progetto, poi, è stato riconsegnato ai genitori il questionario dato appunto a inizio progetto, in modo tale da valutare se vi fossero stati cambiamenti e miglioramenti nei bambini. Quindi il progetto utilizzava canzoncine su routine quotidiane, che non sono altro che occasioni di apprendimento che consentono di stimolare in modo naturale il linguaggio di ogni bambino. Sono azioni che noi compiamo quotidianamente, hanno sempre la stessa sequenza, lo stesso ordine e inoltre le persone hanno al loro interno dei ruoli ben specifici. Le canzoncine consentono di stimolare quei requisiti fondamentali, quali abilità di ascolto, abilità di prestare attenzione alle parole e ricordarle, in modo tale da sviluppare successivamente l'apprendimento del linguaggio parlato, lo sviluppo del ritmo nei discorsi, tutto ciò perché hanno una struttura semplice, presenza di rime, presenza di suoni onomatopeici. Inoltre l'organizzazione dei laboratori logopedici didattici ha consentito a ogni bambino di esprimere il massimo delle loro potenzialità. Infatti si è lavorato sul livello fonetico-fonologico, sul livello lessicale semantico, sull'orientamento temporo-spaziale attraverso i concetti topologici e in particolare si è rafforzato il movimento, la coordinazione, il gioco e la socializzazione. Le canzoncine del progetto sono le seguenti, ciascuna riprende una routine quotidiana. La canzoncina che pongo all'analisi è la canzoncina Il latte. In particolare è utilizzato come materiale la canzoncina con utilizzo della tastiera, quindi vi è stato accompagnamento musicale dal vivo da parte del musicoterapista, oggetti materiali tipici del momento della colazione, quindi il latte, la tazza, i biscotti. In particolare sono stati posti sia obiettivi comunicativi che linguistici, come ad esempio comprendere e produrre le paroline tipiche del momento della colazione, oppure i suoni onomatopeici contenuti in essi, o imparare a bere il latte e la porta di nutrizione, ma anche obiettivi musicali e di ascolto, quindi prestare attenzione alla canzone appena inizia, muoversi e ondeggiarsi al ritmo di musica. Nella prima fase è stata presentata la canzoncina quindi ai bambini, in particolare ponendo l'attenzione sul lessico tipico del momento della colazione, come possiamo notare attraverso il video dove si notano le due logopediste, i bambini e sullo sfondo il musicoterapista.
In particolare è stato mostrato loro gli oggetti tipici del momento della colazione, quindi il latte, la tazza e il gesto di versare il latte nella tazza. E i bambini divertiti cantavano tutti insieme, riproducendo i suoni onomatopeici contenuti in essi, ma anche le paroline tipiche del momento della colazione. Nella settimana poi successiva è stato organizzato il laboratorio logopedico musicale, in cui è stato creato in classe il momento della colazione. È stato dato ai bambini un bicchiere in cui verrà versato del latte, dei biscotti e si è chiesto loro se volevano tanto o poco latte, quindi lavorando sul concetto della quantità, di che colore fosse il latte, quindi lavorando sull'identificazione dei colori. Inoltre, come si nota dal video, la maestra quindi chiedeva loro il biscotto com'è in questo momento, poi inzuppandolo nel latte, come diventa dopo, quindi anche sulla comprensione di una causa e l'effetto. I bambini inoltre sorseggiavano il latte, riproducevano i suoni onomatopeici tipici del momento della colazione e le maestre spiegavano vari tipi di colazione associando appunto contesti differenti in modo tale da far comprendere ai bambini il caldo, il freddo, il dolce, l'amaro, tanto o poco latte. Al termine del progetto, gli obiettivi prima prefissati sono stati raggiunti in maniera ottimale. In particolare si è ampliato il lessico dei bambini, si è migliorato l'orientamento temporo-spaziale, lo schema corporeo, hanno migliorato la comprensione e l'espressione verbale, tutti i prerequisiti fondamentali per un corretto sviluppo cognitivo e linguistico adeguato. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'utilizzo della musica. La musica ha consentito il coinvolgimento di tutti i bambini. Inoltre anche l'esecuzione con attenzione e concentrazione di tutte le attività proposte loro da maestre e da logopediste. Le uniche difficoltà sono state riscontrate dalle 2 bambine epiacustiche presenti all'interno della classe, che non erano linguisticamente e lessicalmente adatte a tale progetto, ma che tale progetto poi è stato utilizzato come percorso riabilitativo in terapia. All'inizio del progetto, come detto, è stato consegnato ai genitori un questionario anonimo con 30 domande inerenti all'interazione musica-linguaggio. In particolare si è riscontrato all'inizio progetto che i genitori comunque utilizzano la musica ma non con finalità di incrementare linguisticamente i loro bambini. Inoltre, a detta dei genitori, se i bambini non rispondevano alla musica, non rispondevano alla melodia, non riproducevano le paroline contenute in esse. Tutti i genitori ritengono appunto fondamentale l'utilizzo di canzoncine di routine quotidiana per incrementare lo sviluppo del linguaggio dei bambini. Inoltre conoscono la figura del logopedista, ma non conoscono effettivamente il ruolo del logopedista nell'ambito didattico scolastico come promotore di nuove strategie comunicative e linguistiche. Al termine del progetto i genitori hanno appunto dimostrato un interesse al progetto, la validità del progetto proprio perché i bambini riproducevano a casa ciò che avevano imparato e appreso a scuola. Inoltre hanno ritenuto anche importante l'inserimento della figura del logopedista all'interno della scuola dell'infanzia. In particolare concludo affermando che il progetto è nato con un ruolo di prevenzione al fine di individuare precocemente i bambini a rischio disturbi del linguaggio. Infatti sono stati individuati 4 bambini a rischio su 24. Inoltre si sono ottenuti miglioramenti e progressi grazie anche alla collaborazione tra varie figure professionali. Per questo, progetti come questi, che esulano dagli schemi classici, ma in cui viene ribadito l'importanza del ruolo del logopedista all'interno della scuola dell'infanzia, in modo tale da pianificare comunque un intervento riabilitativo tempestivo e specifico qualora venissero riscontrati bambini a rischio disturbi del linguaggio, consente appunto di coinvolgere i bambini in attività per loro più gradevoli in modo tale da consentire il raggiungimento di quei prerequisiti fondamentali per affrontare le successive tappe evolutive. Ringrazio per l'attenzione. Molto bene, i commenti da parte della dottoressa, molto bene, grazie. Candidata successiva, Paglialonga Ornella. La disfagia post-stroke, valutazione di interventi logopedici. Il professore Specchio è il relatore.